Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, bentrovati al Pasqualino Stadium di Carini. Oggi in 90 minuti si decide un'intera stagione, non sono bastate infatti le 22 giornate disputate per decretare la vincitrice del girone A del campionato Juniores Under 19 regionale per la Sicilia. E allora Cus Palermo e Resultana San Lorenzo, che si sono affrontate, ironia della sorte, un paio di settimane fa, tornano in campo per aggiudicarsi il torneo e per andare poi a sfidare il Casteldaccia. Una corda in mezzo a 4 maglie bianche, riesce a servire sulla destra la corsa, il cross, Viviano non può arrivare, arriva Undiemi sulla seconda palla, l'1 contro 1, Undiemi salta un avversario, Undiemi la palla in mezzo, il vantaggio del Cus con Viviano, il più atteso, trova la rete del vantaggio, 8 minuti e mezzo, cambia il parziale al Pasqualino e cambia in favore della squadra guidata da Mattia Rao. Peppe Viviano 1-0. La battuta di Alfano, tutto il Cus nella propria area di rigore, pallone che spiove, colpo di testa e la palla fuori, l'ha colpita Alberto Montoro. Corda, avanza Corda, tocco per Undiemi che può sprigionare i suoi cavalli sulla sinistra. Undiemi evita l'Opriore, Undiemi riesce a tenere il pallone in campo, mette al centro, ancora Viviano, ancora sull'asse con Undiemi, il 2-0 del Cus Palermo, solita trama, solita accoppiata vincente e ancora Viviano, il più piccolo in campo, che mette la palla del 2-0 alla mezz'ora per il Cus. Fabrizio Montoro di testa, poi Marino arriva, allontana ma sui piedi di Corda, Corda converge, la palla sul sinistro, può tentare il tiro, la palla bloccata senza problemi da Peppe Ferrara. Intanto l'apertura per la corsa di Corda lo attende Fabrizio Montoro, Corda l'1 contro 1, riesce a passare col suo sinistro, sempre Corda, entra in area, Corda, la conclusione, Ferrara in calcio d'angolo, in mezzo a due si complica la vita, poi la palla che passa in qualche modo, allora Terrasi ci arriva, Terrasi prova a passare, lo scarico indietro per Guida, la palla sul sinistro, Guida in area, il tiro, Ferrara, miracolo di Ferrara, palla in calcio d'angolo, Undiemi, serie di finte, Undiemi trova il varco per passare su Aneli e allora può prendere campo, il tocco per Favata, Favata, l'ingresso in area, il cross per Mazza, anticipato, Undiemi al volo, blocca senza problemi Ferrara, di quelli che c'erano anche negli anni passati. Intanto occhio alla palla in avanti con la corsa di Lomonaco, Lomonaco che propone al centro, la palla passa e c'è la deviazione in calcio d'angolo. Questo calcio di punizione affidato a Sino, c'è la battuta di Sino, rasoterra a doppio senza problemi, girapalla e Resultana e adesso sì, fischia 3 volte il direttore di gara, il Cus Palermo batte per 2-0 il Resultana San Lorenzo e porta a casa lo spareggio per il primo posto nel girone A del campionato regionale Juniores Sicilia. Un successo meritato, un successo voluto, un successo inseguito da una squadra che negli scontri diretti non ha mai fallito